Buonasera a tutti. Abbiamo con noi Ottavia Madeddu e Duccio Chiarini e sempre più spesso ci succede, presentando questi incontri col cinema indipendente italiano, di avere tra i nostri ospiti, tra le persone che presentano, dei pisani o delle persone che in qualche modo hanno studiato a Pisa, hanno a che fare con Pisa. Duccio Chiarini, molti di voi lo conoscono, lui ha a che fare molto meno con Pisa, nel senso che ha a che fare con Firenze, è fiorentino, ha studiato alla London Film School, ha fatto l'assistente alla regia, ha girato numerosi corti, ha vinto diversi premi. Con questo film ha vinto 2 premi, 2 soli, Visioni Doc a Bologna, speriamo che ne venga subito un altro ora. Visioni Doc a Bologna al Festival dei Popoli e dicevo, molti di voi lo conoscono perché ho visto che vi siete scambiati baci e bracci con parenti pisani o amici pisani, vecchi amici pisani, mentre ci fa estremamente piacere che ci sia Ottavia Madeddu, che è la sua prima sceneggiatura vera, questa di questo documentario film, docufilm. Ottavia ha studiato a Pisa, si è laureata a Pisa, poi ha fatto il centro sperimentale e diceva giusto appunto 2 minuti prima di entrare in sala che la prima cosa di cinema che ha scritto è per un giornalino che anni fa l'Arsenale curava, stampava insieme all'università, e quindi proprio un giornalino di cinema, e lei la sua prima critica, la sua prima cosa vera di cinema l'ha scritta in quell'occasione. Comunque anche lei ha lavorato a numerosi corti, ha scritto la sceneggiatura di numerosi corti e altri documentari, e questa è la prima vera presentazione. Quindi loro sono qua, vedremo il loro film e poi saranno a disposizione per le domande. Intanto grazie a tutti. Grazie a voi di essere qua. Ovviamente prima di un film c'è poco da dire, insomma, quello che avevo da dire Ottavia mi ha molto bene aiutato a dire, insomma è tutto qua dentro. Siamo molto contenti soprattutto di essere riusciti a portare il cinema in sala da soli, senza nessuna distribuzione, grazie appunto a cinema come l'Arsenale, come l'Odeon di Firenze, come il Kino di Roma. Speriamo che sia l'inizio di un viaggio che ci porti in giro per l'Italia, insomma, che ci siano altre sale belle come questa. E poi per tutto il resto insomma, ci vediamo dopo la proiezione. Del documentario familiare, c'è qualche titolo che avete tenuto presente nella lavorazione di questo progetto, o comunque in generale un titolo che vi piace, che avete presente quando lavorate o affrontate determinati tipi di operazioni? No, vabbè, sono gli stessi. No, allora, vabbè, noi abbiamo sicuramente amato tutti e 2 My Architect, che insomma ci sembra un documentario familiare bellissimo. Sì, infatti Duccio mi sta suggerendo di la storia. No, vabbè, la storia è praticamente il figlio dell'architetto Louis Kahn che ricerca in qualche modo di conoscere il padre che è morto quando lui era bambino e di riconoscerlo attraverso un viaggio che fa seguendo le opere. Era un architetto appunto che ha fatto in giro per l'America e anche fuori, fino in India. Quello era sicuramente il documentario, diciamo, che in qualche modo ci ha più guidato in qualche modo, con la differenza che Louis Kahn è un personaggio pubblico famosissimo, mentre la nonna di Duccio, per quanto sia una donna che ha fatto delle cose incredibili in una società, quella italiana, così maschilista, e soprattutto negli anni 50 da sola ha calcato il mondo della moda, però nessuno insomma alla fine la conosce, quindi noi avevamo il problema comunque di dover raccontare una persona che non è famosa,
Ci siamo molto interrogati su questa questione qui e su quanto quindi questo documentario familiare avesse un valore al di fuori della famiglia di Duccio, perché a volte insomma, abbiamo anche temuto che fosse importante solo per una cerchia ristretta. Se non che, diciamo, io su questo sono stata abbastanza convinta del valore di questa storia, perché mi sembrava che in qualche modo avesse anche a suo modo anche questa storia un suo valore unico, cioè in ogni famiglia io credo che comunque ci sia in qualche modo o una nonna Delia o comunque dei conflitti che vengono a galla, a volte sono nascosti ma comunque per quanto sotterranei fanno soffrire o addirittura insomma, invece ridere quando va meglio. Quindi diciamo questo è stato il nostro punto di partenza, pensare che comunque questa storia avesse un valore anche se la nonna Delia non era famosa come Khan. Se vuoi aggiungere... Sì, vabbè, Un'ora sola ti vorrei, Alina Marazzi, anche se sì, diciamo lì soprattutto forse ci ha più guidato soprattutto per l'utilizzo dei materiali di repertorio della famiglia. L'utilizzo che ha fatto la Marazzi sicuramente ci ha in qualche modo guidato, però poi quello insomma, diciamo dal punto di vista del linguaggio poi è completamente diverso. Grazie. Posso farti un'altra domanda io nel frattempo? Dunque, è vero che un'ora, un quarto, un'ora e 64 minuti, quanto dura il documentario, hai dovuto fare delle scelte drastiche, però nel lavoro di preparazione o così, hai tenuto presente, hai intervistato i collaboratori, chi ha lavorato con la tua nonna, cioè l'aspetto lavorativo che è stato così e di affermazione personale che è stato così importante per questa donna e importante anche per gli anni che ha vissuto, secondo me non esce fuori dal riconoscimento degli altri, a parte fai vedere American Gigolo, lui che va a comprare vestiti, insomma, quindi si capisce che è vero tutto, no? Però il giudizio, secondo me, di esterni alla famiglia, cioè, mi incuriosisce me, magari a te non ti interessava niente perché ti interessava appunto risolvere questo conflitto che sentivi fin da quando eri bambino. Però mi interessava sapere se avevi anche indagato in quest'altro ambiente. Sicuramente tutte le informazioni che io racconto, do e condivido con il pubblico come voce narrante onnisciente non sono cose che sapevo, insomma, sono cose che ho appreso facendo una serie di interviste a tutta una serie di personaggi, di collaboratori, di assistenti, di persone che hanno lavorato con nonna, chi era ancora rimasto, che mi hanno raccontato questa grande ascesa. Un po' per gusto personale, che anche Ottavia ha condiviso, annoia sempre un po' la parte geografica, in cui era tanto brava, era tanto... Io vedo ad esempio personalmente, però il mio sguardo, quando mio padre racconta il modo in cui lei lavorava e come andava dai magliai in quella semplice frase, ci vedo ammirazione, ci vedo... E ci bastava forse anche quello, insomma, da quel punto di vista. Alcuni hanno infatti espresso il loro parere che volevano avere più di quelle voci, sono scelte, no? Quindi... No, era una curiosità la mia. È legittimissima. Abbiamo deciso di raccontare e di non stare a introdurre poi troppi personaggi, quando entrano questi personaggi, quando te li porti dietro, avevamo paura che ci fosse un po' troppo un caleidoscopio, no, di facce, di volti, poi alla fine che servisse un albero per capire chi era quello e l'altro, quindi abbiamo deciso di tenere il numero di personaggi il più limitato possibile e di dare alla mia voce molto fuori campo questa funzione di narrazione, di racconto dell'ascesa e del declino professionale, oltre che privato. Devo
fare anche una comunicazione di servizio, perché il film non si scarica su internet, almeno fino a ieri non si scaricava. E abbiamo qua in vendita i DVD per chi lo volesse, poi ovviamente spero di no, insomma, che non lo metta proprio su internet. Volevo fare le congratulazioni a questi due, allo sceneggiatore e al regista. Abbiamo passato un'ora che è passata velocissimamente, quindi questo è segno che era molto interessante. E congratulazioni anche e soprattutto per l'equilibrio. Se non sbaglio tu ci hai parlato di equilibrio all'inizio, quando hai presentato questa pellicola. Il tentativo, e penso che la sceneggiatrice ti abbia aiutato molto nell'ottenere un equilibrio. Per questo equilibrio, quanto avete tagliato rispetto a una possibilità che aveva la tua nonna di tentare un bilancio della sua vita, che non c'è assolutamente in questo film? Cioè non c'è un tentativo della nonna di fare un bilancio. Cioè soltanto era talmente viva che non ha cercato di fare un bilancio, oppure l'avete tagliato via? Domande su quello che appunto definiamo bilancio, non le ho nemmeno mai fatte, solamente in quel momento in cui poi è l'unico momento in cui si sente la mia voce, in cui le chiedo un po' di... sì, quello è un bilancio proprio affettivo, ecco. Per il resto non le abbiamo proprio fatte quelle domande su quello che era stata la sua carriera professionale, che cosa, diciamo, è un po' tutto il senso del film. Ovviamente era racchiudere 80 anni, 90 anni di storia, cioè, abbiamo penso 200-250 ore di girato, e poi la nonna le piaceva parlare, per cui soltanto a parte che ce n'era per ognuno, insomma, una serie web infamate a cura della nonna. Abbiamo sempre cercato, no, di capire che cos'era l'originalità di questa storia. Ci sono delle cose che appunto abbiamo messo nel DVD, delle scene divertenti, dei racconti commoventi che ci piacevano tanto, sono quelle cose appunto in cui Ottavia doveva fare la voce grossa, però alla fine ho sempre accettato tutto alla prima, che in fondo dentro di me lo sapevo, insomma, cioè di cosa parla questa storia, ti chiedono sempre, no? Le prime volte che vuoi raccontare un film, e questa storia parlava di un'ascesa e di un declino. Una nonna imprenditrice nella moda nel dopoguerra penso che non ce l'abbiano in molti. Una nonna che ha vissuto bombardamenti, salvataggi, spie, penso che sì, penso che ce l'abbiano anche l'altra nonna che ho, le ha vissute. Quindi diciamo abbiamo tenuto sempre la barra dritta sull'originalità di questa italiana che si fingeva di essere francese ma che voleva salvare gli italiani, e che anche lì mio padre, insomma, in quel parallelo con Barry Lyndon penso ci abbia dato una mano, no? A sintetizzare un po' il senso di questa storia. Quindi tutte le scelte sempre, no? Sempre di che cosa parla questa storia. E con questa stella polare, insomma, penso che siamo riusciti a districarci bene. Poi non ci viene per fare la serie web. Io volevo fare i complimenti un'altra volta, ho visto a Venezia su un altro schermo di più bassa qualità, e vederlo qui insomma, rende molto di più. Quindi, insomma, meglio che Venezia. E visto che secondo me a questo film non gli manca niente, quindi non ho domande, vi volevo fare una domanda sul futuro, se avete intenzione di fare qualcos'altro insieme, no? Come se fosse un gruppo musicale dal quale si aspetta il secondo disco. Ora siamo in tournée, stiamo stampando le magliette. No, sicuramente c'è questa idea di continuare assieme, dobbiamo capire bene con cosa, insomma, stiamo dando degli stimoli e cercando di capire un po'. Io, ecco, la cosa che mi spaventava, non avendo mai fatto un documentario prima, dicevo sarò in grado, cioè nel mio immaginario il documentario era qualcosa di lontano da me, e devo dire che ci ho preso gusto, insomma. Ora qualche idea ce l'ho, ma
ogni giorno praticamente mi chiama con un'idea nuova, diversa, continuamente, quindi le idee ci sono. Una settimana. Sì, durano una settimana, no, le idee ci sono, però insomma stiamo un po' valutando. Li faremo sapere. Avevo letto che facevi un film da un soggetto che aveva vinto il Solinas? No, notizia falsa e tendenza. No, 5 anni fa la mia ragazza mi ha fatto capire che era meglio se lasciavo l'appartamento che condividevamo, e nella speranza di conquistarla con grandi gesti eclatanti ho cominciato a chiedere ospitalità ai miei amici sui loro divani, tra cui anche il divano di Johan e di Ottavia. Mentre dormivo sui divani e facevo fatica ad addormentarmi, ho intravisto anche lì la possibilità di una storia, e poi abbiamo scritto questa storia insieme a Davide Lantieri e a Rowan Johnson, che insomma, mi hanno aiutato a scrivere la sceneggiatura. Siamo arrivati in finale al Solinas e ora finalmente pare che abbiamo trovato un produttore, insomma speriamo di girarla entro la fine dell'anno, però lì non ho recitato. E hai tradito Ottavia con Ron, quindi. Sì, però sempre in casa. Siamo tutti e due tantissimo e speriamo di lungo futuro.